Immigrazione e centri d'accoglienza, un tema caldo e di grande attualità, soprattutto a Porto Empedocle, dove i commercianti delle centrali via Roma protestano, dicono no all'apertura della nuova struttura che ospita i minori non accompagnati. E così la tappa del tour in Sicilia del Movimento 5 Stelle, avviato in occasione delle prossime elezioni regionali, non poteva non toccare questo delicato tasto. Sul palco i big pentastellati, dure e forti le parole di Luigi Di Maio. Qui l'immigrazione è un grande business, ha tuonato il vicepresidente della Camera. Qui a Ferragosto, ha sottolineato, vi hanno messo un altro centro portando con un blitz questi disperati. Ma queste cooperative in genere, ha precisato ancora, finanziano i partiti, gli stessi partiti che vi dicono di essere solidali e di non essere razzisti e che dovete accoglierli tutti. E sempre Di Maio ha aggiunto, non c'è nulla da inventare sull'immigrazione, chi è un rifugiato di guerra è nostro fratello. Ma il migrante economico non possiamo tenerlo qui, si dovrebbero invece avviare i rimpatri che non avverranno mai. E sull'argomento si è fatto sentire anche Alessandro Di Battista. I siciliani devono capire, facendo riferimento anche all'attuale ministro Agrigentino degli Esteri, che il potere ce l'hanno loro, ha spiegato Di Battista. Qualcuno qui ha votato Alfano o Berlusconi, adesso basta. E dal palco di via Roma il Movimento 5 Stelle sull'emergenza immigrazione in Sicilia ha lanciato una proposta. Il Presidente della Regione siciliana venga nominato commissario straordinario all'emergenza migranti, perché è arrivato il momento di dire basta ad un governo nazionale che litiga, i due ministri litigano fra loro e che lasciano soli i sindaci e lasciano soli comunità ad affrontare un problema che è più grande di loro. Quindi il Presidente della Regione, e se io sarò Presidente della Regione non vorrò lasciare soli i sindaci, chiunque essi siano, di qualunque colore politico siano, e voglio stare accanto a loro per gestire questa cosa. Se Roma non è in grado, diano il compito al Presidente della Regione siciliana, se saremo noi lo espleteremo con grande forza e con grande energia. Un'altra cosa dico, è arrivato il momento di trasferire gli uffici di Frontex di Varsavia, dove non c'è neanche un migrante, a Lampedusa, dove ogni giorno ne arrivano migliaia. E intanto una delegazione del Comitato dei Commercianti della cittadina marinara, orfana in questo momento di una guida dopo le dimissioni per protesta di Alfonso Lazzara, destinatario di una intimidazione, dovrebbe incontrare i big pentastellati per un momento di confronto sulla questione, in cui viene tirata in ballo anche l'amministrazione Carmina, anche se la sindaca ha sempre detto di non essere stata mai coinvolta e starebbe in queste ore intensificando i rapporti di interlocuzione con la prefettura. Il comitato ha annunciato una manifestazione di protesta da tenersi prima di fine mese.